Questa sera nell'ambito dell'estate Empedoclina il concerto di mezz'estate cui lei è il direttore, appunto Carlo Scibetta, un programma ricco con musiche di Morricone, Piazzolla, Ravel, Verdi, Kramer e Strauss. Ecco, parliamo di queste iniziative e diamo anche un appuntamento ai tanti turisti di venire a Porto Empedocle. Sì, e inoltre faremo degli standard di musica leggera, così, in modo da allietare un po' più festosamente, va bene, il pubblico, gli amici che ci verranno a trovare. E questo è un evento inserito, come diceva giustamente, nell'estate Empedoclina ed è realizzato dall'orchestra che fa parte dell'associazione Vincenzo Bellini, Pasquale Riguccio, Città di Porto Empedocle, che io ho l'onore di dirigere. Spero che sarà gustato bene il nostro repertorio, i brani che abbiamo scelto, e quindi aspetto tutti. L'appuntamento a che ora è? Allora, l'appuntamento è fissato per le 21:30 e saremo puntualissimi nell'iniziare. Ecco, un impegno sicuramente che è il frutto di un lavoro svolto durante questi mesi, il vostro, e questa sera vedrà appunto l'esibizione? Sì, allora l'impegno prioritario dal punto di vista sociale e culturale è stato quello di costruire il repertorio e quindi fare lavorare musicisti tutti empedoclini. Lo scopo era quello, costruire un repertorio. Una parte di questo repertorio sarà esibito stasera, un'altra parte eventualmente in qualche altro concerto, in qualche altra occasione. Ecco, l'orchestra come si compone? Magari diamo così un cenno, giusto per avere una maggiore informazione più dettagliata. Allora, l'orchestra prevalentemente si compone di fiati, quindi trombone a tiro, saxofoni, flauto, qualche clarinetto, pianoforte. Il pianoforte, quindi anche la batteria, cassa, tamburo, piatte, batteria, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo una bella sessione ritmica con 3 bassi, pianoforte e batteria, a cui poi si aggiungono i fiati che in forma molto decisa scandiranno le note, ad esempio di New York, My Way, il Bolero di Ravel, il Libertango di Astor Piazzolla ed altri brani scelti con la speranza che sia veramente di gradimento del nostro pubblico. Quindi anche nella scelta dei brani c'è stato un lavoro certosino e impegnativo, cosa che può sembrare superficiale, invece è molto importante, per andare direttamente al gusto del pubblico. Sì, sicuramente essendo locali noi conosciamo i gusti e anche così i gradimenti del nostro pubblico, per cui siamo venuti incontro un po' a quello che secondo me, ecco, sono i gusti degli empedoclini, ma allo stesso tempo stiamo cercando di alzare un po' il livello culturale degli ascolti dei nostri concittadini, perché ovviamente non può essere solo musica leggerissima, ma anche un po' di musica un po' più seria e qualche standard di musica leggera proprio per accompagnare nella musica impegnativa ovviamente i nostri concittadini. Ecco, sarete presente successivamente a oggi in qualche altra piazza siciliana? Allora, al momento no, oggi completiamo, noi qua concludiamo con questo nostro servizio un primo ciclo. Cominceremo poi ad ottobre invece con i concerti d'autunno, perché questo, come avete avuto modo di notare, è il concerto in mezz'estate. Quindi abbiamo fatto l'estate con questo repertorio, in autunno cambieremo il repertorio che tra l'altro abbiamo già provato e selezionato, e ricominciamo una nostra stagione che va dal mese di ottobre al mese di dicembre, Natale compreso.